Lo storico Carnevale del Veneto ritorna nella colorata Casale di Scodosia, in edizione anticrisi e ad ingresso gratuito, come ci illustra Damiano Pernechele, da 2 anni presidente del comitato organizzatore della manifestazione. Il Carnevale quest'anno è giunto alla 64esima edizione, è un bel traguardo per il nostro Carnevale. Quest'anno lo slogan del Carnevale è il Carnevale della felicità, solidale e anticrisi. Anticrisi perché il Carnevale è gratuito e solidale perché quest'anno per il primo anno facciamo una raccolta fondi per la Telethon a livello nazionale. Ci sono 7 carri, quindi 7 compagnie che partecipano, di cui ben 5 sono giovani. Cosa vuol dire questo? Eh sì, questo è un bel segnale per il nostro Carnevale, vuol dire che c'è un rinnovo. Ricordo mio padre che mi portava nel capannone dei carri a fare le maschere, avevo qualche anno e ora sono presidente e così come me altri si aggiungono, si aggregano al nostro Carnevale. Tra l'altro nella edizione di quest'anno si torna veramente alle origini con il grande ospite che riscalderà i cuori dei partecipanti. Siamo tornati quest'anno ad avere un grande ospite, Ivana Spagna, che torna al nostro Carnevale dopo circa 25 anni. Siamo con Ivana Spagna che oggi ci ha fatto letteralmente impazzire in questa festa casale. Ma è bellissimo, la festa di Carnevale sono le tradizioni più belle, uniscono la gente, per un attimo tolgono dalla testa i problemi. Sul palco si vedeva che ti divertivi e si vedeva che per te il Carnevale era una cosa importante. Ma guarda, per me quando sto sul palco, per me è sempre Carnevale, sono felice. Io ringrazio il cielo che dopo tanti anni faccio ancora un lavoro che mi entusiasma. A me il contatto con la gente è una medicina. Cosa ti affascina particolarmente di questa città e di questa gente? La spontaneità, sono carinissimi, sono generosi, bella gente. Abbiamo visto che ti sei anche divertito con i ragazzi delle coreografie che magari non avevi mai visto. Carinissimi, è bello, fa colore, fa divertimento. Con tutte le brutte cose che abbiamo adesso, un po' di gioia serve. Cos'è il Carnevale per te? Ma per me il Carnevale è un modo per sentirsi liberi da quello che abbiamo e che viviamo tutti i giorni. Cioè, a volte vorremmo veramente tutti essere un qualcos'altro, un qualcosa che nasce nella nostra fantasia, nei nostri sogni, nel nostro essere sempre bambini alla fine. Io ho la fortuna che nonostante gli anni, che sono tantissimi, credo di avere proprio il cuore da bambino e questo è una cosa che vorrei che tutti potessero avere. Siamo con tantissimi amici qui a Casale, per cui ci vogliamo tutti bene, non è la prima volta che ci vediamo, per cui è facile lavorare con gente, con uno staff che chiaramente dà una mano, non è difficile per niente. Poi abbiamo questi ragazzi sul palco, compagnia dell'Anguria, c'è tanta gente, c'è Ivana Spagna, c'è la voglia di divertirsi e la voglia di fare in fretta perché mi sa che prima di sera piove. Il Carnevale del Veneto c'è da 64 anni, sicuramente tu avrai avuto tante occasioni di parteciparvi. Sì, questa ormai è la terza volta che partecipo a questo Carnevale e vedo tanto entusiasmo da parte dei ragazzi giovani che organizzano questo Carnevale con una collaborazione nel comune che non ho mai visto da nessuna parte, per cui c'è un grande entusiasmo, c'è grande partecipazione, c'è il ritorno alle origini, cioè con personaggi importantissimi che danno lustro alla manifestazione e la voglia di riportare le cose più semplici in piazza in una realtà, mi pare che sia una realtà veramente molto serena come questa. Per tutto il pomeriggio si sono alternati momenti di animazione e di aggregazione con gli sbandieratori, il Luna Park per i bambini, lo stand gastronomico, i tanti gruppi mascherati e oltre, ovviamente, alla sfilata per le vie cittadine dei grandi carri allegorici in cartapesta. Ma il momento più atteso del pomeriggio è stato inevitabilmente il grande concerto di Ivana Spagna, che sul palco della piazza ha fatto emozionare e cantare tutti i presenti. Al termine del concerto, l'Associazione Italiana Amici dell'Uomo ha voluto consegnare una targa di riconoscimento a Ivana Spagna per il suo impegno nella lotta per i diritti degli animali. Nell'ambito però di questa manifestazione c'è stato anche un momento dedicato alla solidarietà, ha ricevuto un premio importante. È molto bello, mi fa piacere, io guarda, è una vita che cerco di fare quello che posso perché ne ha bisogno. Io dico devo fare qualcosa per
per chi ne ha bisogno. Anche i gatti, so che sei particolarmente legato all'animalismo e ai gatti in particolare. No, gatti, cani, tutte. Io sono piena di gatti, non posso mettere insieme anche dei cani perché sono difficili da gestire, ma ne ho 20 in totale. Creaturine da dar da mangiare, da accudire, veterinario. Poi importante, se amate gli animali, specialmente gli animali randagi, se riuscite a prenderli oltre che accudirli o dargli da mangiare, fateli sterilizzare, così non nascono più randagini. È un atto d'amore quello. L'edizione 2012 si chiuderà il 21 febbraio, martedì grasso, con il Carnevale dei bambini e con l'ultima grandiosa sfilata dei carri allegorici che, con la loro presenza, coloreranno di gioia le vie di una città piena di coriandoli, frittelle e stelle filanti. Il tempo non è dei migliori, però il pubblico c'è e noi siamo contenti, per cui buon carnevale a tutti. Ciao, sono Spagna e vorrei mandare un bacio grande a tutti gli amici di Pianura News. Ciao a tutti!